Allora ragazzi, vi ho appena pubblicato un video, un servizio che è andato in onda a pomeriggio 5 e vabbè, voi sapete che io amo Barbara, ma alla fine comunque non c'entra nulla perché questo è un programma di cronaca dove comunque si discutono delle cose che vengono lette, vengono scritte nel web e quindi è giusto che sia così. Però vorrei precisare una cosa. Vorrei precisare e vorrei dire che questa notizia che è stata detta per conto mio non è assolutamente vera. È una notizia falsa, una notizia che è stata divulgata da delle persone, posso fare anche nomi, da Alessandro Rosica, che ha pubblicato tante volte tante cose, infatti ci sono anche tantissimi articoli scritti da lui che sono totalmente falsi, sicuramente da Alessandro. Buongiorno a tutti, a quanto pare c'è un parassita che non solo ha sempre mentito alla finta moglie, agli amici, in TV eccetera, sulla sua vita, ma addirittura inventa anche contro di me, facendomi arrivare una diffida a tempo record, siccome sta per andare su Verissimo questo pagliaccio, e dice di non citare più sua figlia. Io non ho mai citato tua figlia, anzi io adoro tua figlia e ti ricordo che sono stato anche al suo compleanno, non perché c'eri tu, perché c'era la mamma, perché sono amico della mamma, non tuo. Comunque, detto questo, nella diffida hai detto praticamente tutte cazzate, ma chi ti ha mai calcolato? Ma chi ti ha mai calcolato? Che quando ho detto una roba che potevi diffidarmi, ma soprattutto quando ho parlato di tua figlia, che buffone che sei. Che pagliaccio. Vabbè, ma tanto... Sicuramente ad Alessandro Rosica qualcuno avrà dato delle informazioni mie personali, ma ci sono gli avvocati che comunque poi faranno il loro lavoro e chi è sbagliato è giusto che paghi. A parte questo ragazzi, sono qui nel salone dopo aver lavorato tutta la giornata come avete visto, non ho neanche mangiato. Però vabbè, questo non sono qui a fare attimi di, come dirvi, di vittimismo, perché se non l'ho fatto perché non lo volevo fare o perché nessuno nessuno mi ha obbligato a lavorare tutta la giornata senza mai fermarmi neanche per mangiare, però nel mentre mi cascano gli anelli dal mettere sono dimagrito, va bene. Però ragazzi, a priori della storia tra me e la mia ex compagna, che io non vi ho mai ancora parlato, ma ve ne parlerò, io ci tengo a dire una cosa molto importante, sicuramente lei che starà guardando potrà anche confermare, ma tanto lei non parla. Tra me e lei già era da tempo che non c'era più amore. Era da tempo che la nostra storia era finita. Lei era consapevole che la nostra storia era finita. Io e lei stavamo insieme, non fidanzati, stavamo insieme per l'amore di nostra figlia. Vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c'era più niente. Anche perché tra me e lei non c'era neanche più una relazione. Questo è successo 3 anni fa. 3 anni fa, quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Mi ricordo ancora quel giorno. Scusate ragazzi, non voglio piangere, però mi fa male, credetemi. Quando io sono andato da lei con il cuore in mano gli ho detto: guarda, che io comunque ti amerò per sempre, perché comunque ti porterò sempre nel mio cuore, perché per me tu sei una persona speciale. Ti posso dare quello che tu vuoi, quello che tu cerchi, cioè una famiglia unita, una famiglia, perché comunque, come voi sapete, io lavoro molto, sono sempre fuori e quindi avevo deciso che comunque era giusto che lei prendesse in mano la sua vita, anche se per me era difficile pensare di stare lontano da lei, pensare che una vita senza di lei, e per questo noi eravamo comunque
legati, continuavamo sempre a sentirsi. Quindi io non sono mai andato via definitivamente da casa mia, come lei non è mai andata definitivamente via da casa. Però ragazzi, l'amore giustamente era finito, non c'era più, c'era soltanto un grande bene. Però ragazzi, poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono persone che pensavi di avere, perché poi mi dite tutti i giorni stai male, non stai bene, che hai? Perché io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita, perché per me io non credo più all'amore. L'amore non esiste. Un mio pensiero. Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione, in una situazione che io lavoro sempre, tutti i giorni. Tu devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia, che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia, ha deciso, senza nessuna regola dettata da nessuno, non esiste una regola, che io mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera. Scusate ragazzi se c'ho sto sfogo, però sto male. Mi tremano le mani e poi avete servizi che dicono che le mie bugie e la mia vita parallela. Ma quale cazzo di vita parallela? Quale cazzo di bugie? Dove sono le bugie? La verità la sa lei, la sa lei. Lei ha accettato di rimanere a casa. Lei era consapevole che il nostro amore era finito. E io non ho mai avuto nessuna vita parallela. Mai. E lei lo sa bene. Quindi vi chiedo la cortesia di rispettare il dolore delle persone, perché io non vado a ballare tutte le sere a farmi vedere felice come fa lei e fa del male a me soltanto perché c'ha la bambina lei e io sono fuori per lavoro. Perché se io non fossi fuori per lavoro, mia figlia starebbe sempre solo con me. Perché mia figlia, ve lo giuro, sulla cosa che ho più cara al mondo, quando io devo andare via, e questo lo sa pure la madre, si mette la colla finta, la colla dei disegnini, squilla pure il telefono, vabbè sto al negozio, scusate non c'è nessuno ragazzi, lei si mette la colla, vi stavo dicendo, e mi dice papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre. Voi non avete idea che cosa sto passando io per colpa della signora Letizia. Allora io dico questo, se c'è un Dio ci sarà giustizia, perché io voglio solo l'amore di mia figlia. Mia figlia è mia e nessuno si può permettere di dirmi che io la devo chiamare alle 7:30 o alle 9 di sera. Voi mi avete visto sempre sorridente su Instagram, sempre che sprizzo gioia da tutti i pori, ma credetemi ragazzi vi chiedo scusa se ho avuto questo sfogo, però voi mi dite sempre torna a sorridere. Sfiderei chiunque nella mia situazione a non sorridere. O magari sorriderò alle 9 di sera, dopo aver sentito mia figlia.